eccoci qua. Eccoci qua. Voi me lo dovete dire. Apprendi l'arte e vieni qua. Vieni qua, tu che sei a casa, me lo devi dire. Voglio sapere da te come hai fatto a stare un giorno, uno, senza di me, come mi hai desiderato, non me. Perché non mi dovete dire che mi desiderate, non me lo dovete dire. Mi dovete dire che desiderate l'arte. Ecco qua, guarda, prendila qua, prendila. Prendi l'arte, prendila, l'hai presa? Mettila da parte, signori miei, oggi a me devi inquadrare. Oggi abbiamo delle offerte particolari, abbiamo delle offerte speciali, abbiamo dei quadri che sono come vieni qua, che te lo dico come sono, vieni, seguimi. Allora, la prima opera d'arte è qua, la vedi? La vedete? Questa qua, non me la chiamate una televendita, non me la dovete chiamare una televendita, voi lo sapete perché mi arrabbio. Non me lo chiamate quadro, chiamamela opera d'arte, guarda. Allora, signori miei, guardiamola, stacchiamo e fatemi vedere qua, guardate, la riconoscete tutti. Signori miei, questo quadro si intitola L'attesa, e l'attesa è scandita, l'autore vuole scandire, vedete questi segni, questi graffi nel muro, quando proprio desideriamo di essere soli in quel momento, guardati da chi? No, guardate, dall'opera d'arte. Perché c'è l'opera d'arte c'è l'arte che veglia su di noi. E quando finalmente, signori miei, vieni, non te lo regalo mica. Io quello non te lo regalo. Tu compri il quadro, una manciata di pasta, signori miei. 28.000 euro. E le sento le telefonate che arrivano. Io ero piccolo, li vedi? Li vedi i miei capelli bianchi? Questa è arte pura, i miei capelli sono invecchiati come il vino buono. Vieni che ti faccio vedere una cosa. Lo vedi lui, lo stai vedendo, guardalo bene, questa faccia non te la dimenticare più. Lo incontrerai in ogni quartiere, in ogni città, lo vedrai sempre. Guarda lì, col suo pennello in mano, guardalo, non si fuma il pennello, col suo pennello, con i suoi colori che fa le estemporanee. Lo capisci? L'abbiamo venduto quello, venduto. Lo sapevo che lo vendavamo. Quelli servono, se ne vanno come il pane. Guardateli là che sono venduti. Come fai a non venderlo? Come fai a non venderlo? Se lo usi lo devi... Perché là... Andiamo all'altro quadro, seguimi. Guarda qua, guarda cosa c'ho. Venduto, via. Ecco, signori miei, inquadriamo il ladro in attesa. Cioè l'autore come, lo vedete, no? Ladro incappucciato in attesa. Cioè, signori miei, l'autore qui ha voluto dire, vieni che te lo spiego, vieni. Perché siamo sempre dalla parte del ladro che rimane ladro? Il ladro può essere un gentiluomo. Vieni qua che te lo dico io quanto è gentiluomo ladro. Io vengo a casa tua e aspetto. Entro in una casa in questi tempi che non c'è niente. Non trovo nemmeno il sale nella dispensa. E mi siedo là e aspetto che tu riempia il frigorifero per condividere il pane con te. Ma questo inquadralo questo qua. Sai a quanto te lo do questo? A un prezzo speciale, 28.000 euro. Bravo, hai telefonato, venduto, è battuto, questo è battuto, abbiamo battuto tutti. E poi, signori miei, nel frattempo l'arte continua. Vedete come... Abbiamo la nostra opera d'arte, signori miei. Eccola qua. La nostra statua è moderna, questa è arte moderna. E adesso, signori miei, abbiamo aggiunto un pezzo moderno all'antico. Vieni quando parlo di antico e moderno. La vedi l'antenna? L'antenna che ti permette di vedere dove gli altri non vedono. Guardala, guarda questa antenna in acciaio inox 1810 che se ci metti la carne o le uova, sai come ti viene la carne, che l'olio non scola l'olio. Signori miei, l'opera si chiama Drizza le antenne perché drizza le antenne perché potrebbe essere un'opera mai vista e può arrivare a casa tua, ma non te la regalo. Ti costa 21.000 euro se prendi tutto il pacchetto, ma alla fine, signori miei, togliamo il dietro che non ci interessa
e abbiamo lei, l'opera d'arte, il prezzo fino ad oggi invenduto, dimmelo che lo vedi. Non lo vedi perché ci sono io davanti. Il prezzo che vedo è questo qua, guarda, eccolo, eccolo. Chiodo, a me, chiodo fisso, signori miei. Quel chiodo fisso là, che devo essere io, il tuo tarlo, di là, inquadrami, guardalo. Il nostro tempo è finito, perciò prendila l'arte, prendila e mettila da parte, chiamaci, dammi l'estemporanea che hai fatto, dammela, adesso vediamo che sempre uguale, non è uguale signori miei, se voi la vedete non è uguale, sono uguale io, ma ci sono delle sfumature che dovete cogliere. Ecco, questo è un sacco di juta, sembra carta ma è juta. Allora, io vi dico solo che il tempo è venduto, no, non è venduto, non l'abbiamo venduto, non è venduta, il tempo a disposizione è scaduto, prendi l'arte, mettila da parte, una volta che ci hai incontrato, ciao. Sì, però Andin, tu e Caruso, così non si può. Cioè io che posso vendere? Io ghiaccio agli eschimesi, non è possibile.